Frazioni, scuole, sicurezza e lotta al gioco d'azzardo. Con questi temi hanno preso il via stamani a Sestri Levante i lavori della nuova giunta Ghio, approvate 2 delibere relative alle scuole. La prima riguarda lo studio di fattibilità tecnico-economica per il completamento e l'ampliamento della scuola Descalzo di via Val di Canepa per un importo di 250.000 euro. Via libera poi al progetto definitivo di ristrutturazione della mensa della scuola Marconi di Santa Vittoria. Il progetto prevede un nuovo spazio ricreativo di circa 100 metri quadrati con grandi vetrate sul giardino. La spesa è di 334.000 euro. Entrambi gli atti serviranno per chiedere alla Regione Liguria l'inserimento delle opere nella graduatoria del piano triennale 2018-2020 per i relativi finanziamenti all'edilizia scolastica. Il Comune investirà poi 108.000 euro per aumentare la sicurezza in città. La cifra sarà usata per realizzare 2 ponti radio propedeutici all'installazione di 50 nuove telecamere. L'obiettivo della Giunta è di sorvegliare l'area del parcheggio della stazione, l'incrocio di via Fico con Largo Masi, Piazza Italia, l'ingresso del tunnel per Moneglia e via Vespucci, l'incrocio di via Gramsci, il ponte sul Petronio, Piazza Aldomoro, le gallerie di Sant'Anna e il lungomare. Per la prima volta la videosorveglianza coprirà anche le frazioni San Bernardo, Montedomenico, Tassani, Libiola e Loto. Altro tema, la Giunta Ghio ha approvato l'adesione del Comune al manifesto dei sindaci per la legalità, un protocollo che ha come obiettivo l'aiuto alle amministrazioni per mettere in campo tutte le iniziative possibili contro il gioco d'azzardo. L'idea è quella dello scambio delle buone pratiche con altre città italiane, l'aggiornamento sui progetti intrapresi, l'avvio di campagne informative per i cittadini. In agenda infine l'organizzazione di giunte di quartiere, momenti cioè di incontro, discussione e confronto sulle necessità delle varie zone della città, parlandone direttamente sul campo.